Vedo che gli altri continuano a litigare, a parlare di poteri e di posti. Addirittura noi raccogliamo le firme in difesa dei cittadini per la sanità, qualcuno raccoglie le firme in difesa della Lega per il proprio posto. Insomma, sono due modi di fare completamente diversi. È tagliente il giudizio del senatore Andrea Martella sulla lotta interna al centrodestra veneto per la scelta del successore di Luca Zaia a Palazzo Balbi. Nel braccio di ferro con Fratelli d'Italia e Forza Italia, la Lega ha promosso una raccolta firme perché il prossimo candidato alla presidenza regionale rimanga al Carroccio. Il segretario del Partito Democratico Veneto, invece, ha incontrato la segretaria nazionale Lis Schlein, impegnata in una 2 giorni veneta, che l'ha portata da Belluno ad Eraclea, accanto agli operai di Porto Marghera e al presidio contro tagli e privatizzazione della sanità pubblica all'ospedale di Sant'Orso, partendo da un affollato incontro al centro Candiani di Mestre. Vogliamo stare sui temi concreti: sanità, lavoro, costi della vita, necessità di dare risposte ai cittadini e contemporaneamente costruire una nostra alternativa credibile al governo della regione. Le prossime elezioni comunali di Venezia e regionali del Veneto rappresentano altrettanti obiettivi per i quali, dice Martella, si lavora sia come partito che come coalizione, sulla base dei contenuti. Stiamo elaborando un programma sia a livello di Venezia che a livello regionale. Abbiamo un tavolo di forze politiche e civiche che sono riunite intorno ad una visione comune. Innanzitutto stare dalla stessa parte e indicare quale può essere il futuro del Veneto e di Venezia, diverso da quello che è stato fino a qui. E stiamo naturalmente discutendo anche dei profili delle candidature, ma insomma c'è un po' di tempo e ci stiamo prendendo il tempo necessario per fare la scelta giusta.